Il Consiglio Comunale di Favara, tornato a riunirsi ieri sera dopo la pausa estiva, ha approvato all'unanimità dei presenti, 20 su 24, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, sul quale pesava la diffida da parte del commissario ad acta nominato dall'assessorato regionale agli enti locali proprio per il ritardo sui tempi previsti per la sua approvazione. Ricordiamo che il Comune di Favara è ancora in stato di dissesto finanziario, con la commissione straordinaria di liquidazione nominata dal Presidente della Repubblica che sta operando dal febbraio 2017, ovvero da ben 5 anni. Un tempo ancora non sufficiente a ripianare i conti, pagare i debiti e ripartire in normalità finanziaria. Per essere a passo con i tempi, il Comune di Favara deve ancora approvare il bilancio 2021-2023 e quello attuale relativo al 2022-2024. Trattandosi del bilancio relativo all'annualità 2020-2022, è stata più una presa d'atto che una vera e propria programmazione finanziaria dell'ente. Non c'è stato un vero e proprio dibattito in aula, ma non sono mancate le polemiche con il consigliere Giuseppe Lentini che ha parlato di atti artefatti. Il bilancio previsionale 2020-2022 comunque è stato approvato all'unanimità dei 20 consiglieri presenti su un plenum di 24. Su proposta della consigliera Miriam Indelicato, poi, il Consiglio Comunale ha prelevato il punto relativo all'approvazione del programma triennale per le opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale dei lavori del 2022. Argomento che non ha avuto fortuna nella discussione in aula. Ad attaccare l'amministrazione comunale perché non ha coinvolto i consiglieri nella stesura del piano delle opere pubbliche è stata principalmente la consigliera Carmen Virone. Nulla è valsa una sospensione della seduta per cercare di chiarire le posizioni. Al rientro in aula, i consiglieri hanno votato per rinviare la trattazione del punto affinché la proposta del piano triennale opere pubbliche possa essere rivista ed anche eventualmente integrata. I voti sono stati 10 favorevoli e 8 contrari. Più fortuna ha avuto il successivo punto all'ordine del giorno, ovvero l'approvazione della revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Favara per l'anno 2022. La seduta è quindi caduta per mancanza di numero legale, numero di consiglieri non sufficienti anche nel successivo appello, chiamato come prevede il regolamento dopo un'ora, per cui la seduta è stata aggiornata a questa sera per continuare la trattazione degli altri punti inseriti all'ordine del giorno.